Pignarul e messe a numero chiuso, niente feste di piazza. Il prefetto di Udine Marchesiello ha comunicato ai sindaci le regole decise da Roma, salve le tradizioni, ma niente assembramenti. Pordenone intanto conferma il Capodanno. Al viaggio in Friuli Venezia Giulia la campagna vaccinale pediatrica. I primi ad essere sottoposti alla profilassi anti-Covid sono gli under 12 del Burlo. Per loro clown, realtà virtuale, la dolcezza degli operatori. In più occasioni avrebbe minacciato 2 minorenni vicini di casa, definendoli mafiosi, vandali e sfigati. Una donna di 53 anni, vigile urbano, è stata condannata dal giudice di pace di Udine a una multa di 2.000 euro. Solidarietà a bambini per Natale a Gorizia, quelli più fortunati potranno donare i propri vecchi giocattoli o regalarne di nuovi ai più bisognosi. Succederà nel weekend all'Emporio di Via del Rastello. Niente accordo per la cessione della Salernitana, la Serie A potrebbe perdere la 20ª squadra, Udine potrebbe ospitare martedì l'ultima gara dei campani in campionato in contemporanea con il Consiglio federale. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Da Roma arrivano le indicazioni per quanto riguarda i festeggiamenti per Capodanno e i riti epifanici. Indicazione che il prefetto di Udine ha rivolto ai sindaci del territorio. Messe e celebrazioni a numero chiuso, niente sfilate, feste di piazza e poi per quanto riguarda riti epifanici come il Pignarul Grand sarà aperto solo a pochi. Queste le indicazioni che il prefetto ha trasmesso ai primi cittadini della provincia di Udine, questo per evitare nuove occasioni di contagio in occasione delle festività. Salvi, anche se ridimensionati, fuochi epifanici e messe dello Spadone e del Tallero. Sì ai festeggiamenti controllati, no ad assembramenti e sfilate. È sempre improntata sul buon senso la misura indicata da Roma per limitare i contagi in vista delle festività dell'ultimo dell'anno e dell'Epifania che il prefetto di Udine Massimo Marchesiello sta trasmettendo ai comuni. Capofila il comune capoluogo, che ha scelto di annullare il veglione di fine anno lasciando solamente i fuochi d'artificio. E lo stesso hanno fatto Palmanova, Cividale, Codroipo e tanti altri centri grandi e piccoli. E per l'Epifania vale lo stesso discorso, con salvaguardate le messe, in primis lo Spadone per Cividale, il Tallero per Gemona e il Pignarul Grand. Su questo il discorso ancora non è chiuso, ma si va verso una salita a coia contingentata, come già sperimentato lo scorso anno. Abbiamo condiviso l'opportunità di quindi limitare al massimo tutte le occasioni di assembramento, quali sono sicuramente quella anche dell'Epifania con i fuochi epifanici, e al massimo, su questo ragioneremo, effettuarli ma in condizioni di assoluta sicurezza, cioè con limitazione di presenza ai soli organizzatori o comunque anche alla stampa, o comunque dare un momento e anche un segnale di ottimismo, perché una cosa è l'evento, quindi il fuoco epifanico, un'altra cosa è consentire poi che ci siano assembramenti attorno. Ecco, del buon senso anche per le messe, ci sono due importanti eventi che non richiederanno però successivi cortei storici, come quello di Gemona e come quello di Cividale. Anche lì le messe ovviamente sono rievocazioni storiche, ma saranno assicurate in piena sicurezza, perché comunque numeri contingentati e alla sola presenza di invitati. Stiamo cercando gradualmente di adattarci a una situazione che purtroppo non era prevista, ma era prevedibile, quindi veramente stiamo lavorando di volta in volta, giorno per giorno, per sistemare delle situazioni che altrimenti non si potrebbero nemmeno fare. Situazione già sperimentata, quella del numero chiuso per la messa dello Spadone di Cividale, dove già lo scorso anno gli accessi in Duomo erano contingentati, mentre tradizionale Pignarul di Gruppignano invece è sconsigliato, vista la sempre numerosa partecipazione di persone.
Non potevamo rinunciare alla messa dello spadone, quindi abbiamo deciso di ridurre al minimo i rischi e le problematiche cancellando la rievocazione storica. Comunica così la decisione presa insieme alla prefettura e al sindaco di Cividale Daniele Bernardi, fatta per salvaguardare il rito che dal 1366 ricorda il conferimento del potere dall'imperatore al patriarca Marquardo di Randec. Le misure di sicurezza per garantire lo svolgimento della sfilata, prosegue Bernardi, avrebbero richiesto un numero di forze in campo spropositato, portando poi veramente poche persone a poter guardare i figuranti. E così abbiamo deciso di limitarci alla messa con misure già sperimentate lo scorso anno. La funzione sarà ovviamente a numero chiuso, con i posti liberamente prenotabili. Abbiamo invece dovuto rinunciare al Pignarol di Gruppignano, da sempre punto di riferimento per i cividalesi, conclude il primo cittadino. L'indicazione di limitare quanto più possibile gli assembramenti ci ha fatto ovviamente propendere per il suo annullamento. I contagi sono in aumento, Pordenone però non intende rinunciare alla festa di Capodanno, anche se all'insegna della sicurezza accesso a piazza 20 settembre consentito soltanto con Super Green Pass e numero contingentato di presenze, al massimo 1000. La nostra volontà è quella di fare il Capodanno. È chiaro che siamo anche vincolati alle indicazioni dell'autorità, questura, prefettura. Capodanno in piazza 20 settembre sì, ma con alcune limitazioni. L'aumento dei contagi da Covid-19 non ferma la macchina organizzativa comunale che in vista dell'ultima notte del 2021 non intende rinunciare alla festa nel cuore della città. Si potrà accedere soltanto muniti di Super Green Pass. I varchi saranno presidiati dagli steward. Se il Green Pass è stato introdotto dovrebbe servire a qualcosa, cioè dovrebbe servire anche a permettere di fare questi eventi che, attenzione, non sono mero puro intrattenimento. È anche una questione di cercare di rilanciare l'economia locale e anche, perché no, lo spirito delle persone provate da un periodo così difficile. I presenti non potranno essere più di 1000 o, qualora si dovesse estendere l'area dedicata ai festeggiamenti, al massimo 1500, non certo 5000 degli anni passati. Il Capodanno prevede un gruppo internazionale di funky e anche un DJ locale affermato, Marco Lucchini. Musica in piazza a partire dalle 20:30. Nuovo picco di contagi in Friuli Venezia Giulia. Oggi infatti sono state registrate 914 positività. Era dal 18 marzo scorso che non si registrava un numero così alto di nuovi infetti. Sempre nelle ultime 24 ore sono aumentati i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Siamo arrivati a quota 32, sono stati inoltre registrati 7 decessi. Unico dato positivo è il calo delle ospedalizzazioni negli altri reparti Covid, siamo scesi a 289. Tra le nuove positività emerse, il virus ha colpito principalmente i giovani, con oltre il 20% delle infezioni riscontrato tra gli under 19. Si tratta di poco meno di 200 casi. Circola in Slovenia e in Veneto, ma nessuna traccia al momento della variante Omicron in Friuli Venezia Giulia, dove è la Delta quella prevalente. Lo confermano i dati sulle attività di sequenziamento compiute in regione nell'ambito della Flash Survey coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità, su campioni raccolti nelle 2 settimane che vanno dal 29 novembre al 12 dicembre, ha spiegato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Delle 234 sequenze analizzate, ha precisato, 185 sono quelle relative alla settimana dal 6 al 12 dicembre, 44 alla settimana dal 29 novembre al 5 dicembre, ottenute dal laboratorio di Udine, a cui si aggiungono 5 sequenze della settimana precedente eseguite su un cluster pordenonese. Dalle analisi è stata rilevata solo la variante Delta. I dati confermano l'assenza di circolazione della nuova variante Omicron, cosa peraltro già osservata nei sequenziamenti massicci delle scorse settimane, conclude Riccardi. Oggi dati in aumento per quanto riguarda i nuovi contagi, ma dal monitoraggio della Fondazione Gimbe emerge come siano in discesa nell'ultima settimana. Sul fronte delle vaccinazioni, per quanto riguarda il completamento del ciclo, il Friuli Venezia Giulia è in media con il resto del paese. Risulta indietro invece per quanto riguarda le somministrazioni della terza dose.
Friuli Venezia Giulia, Molise e provincia autonoma di Bolzano sono gli unici territori in Italia che nella settimana tra l'8 e il 14 dicembre hanno registrato una diminuzione dei nuovi contagi da Covid. Nella nostra regione, in particolare, i casi in 7 giorni sono diminuiti dell'8,5%. Si registra invece una performance in peggioramento per quanto riguarda i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 671. Trieste risulta la provincia con la maggiore incidenza di Covid, 601 casi ogni 100.000 abitanti. Sono 26 in tutta Italia le province che superano la soglia dei 250 casi, oltre al capoluogo regionale anche Pordenone con 346 casi e Gorizia con 332. Udine invece registra 235 casi. In Friuli Venezia Giulia restano sopra soglia di allerta i posti letto occupati da pazienti Covid sia in terapia intensiva 16%, sia nelle aree mediche 25%. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe diffuso questa mattina. Sul fronte delle vaccinazioni, nella nostra regione la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 76,1% rispetto alla media nazionale del 77,6%. Al dato va aggiunto un 3,3% di cittadini solo con prima dose, contro la media italiana del 2,9%. Il Friuli Venezia Giulia risulta invece indietro rispetto al resto del paese con le somministrazioni della terza dose. La copertura è del 47,9% contro il 61,4% della media nazionale. Al via oggi in Friuli Venezia Giulia la campagna vaccinale pediatrica. I primi ad essere sottoposti alla profilassi anti-Covid sono stati gli under 12 che sono seguiti al burlo. Clown, realtà virtuale e la dolcezza degli operatori dell'IRCS Burlo Garofalo. Sono iniziate questo pomeriggio a Trieste le vaccinazioni Covid dei bambini nella fascia d'età 5-11 anni, partendo dalle categorie dei più fragili seguiti dall'Istituto Pediatrico. A verificare la partenza dell'attività il direttore Stefano Dorbolò e il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Sicuramente è una giornata importante, parte dal Burlo per la vaccinazione dei bambini nella fascia da 5 a 11 anni. Vediamo che l'adesione comincia a muoversi e tutti auspichiamo che le famiglie comprendano l'importanza della vaccinazione dei bambini a tutela loro e ovviamente a tutela anche di tutte le persone con le quali i bambini hanno a che fare e appunto purtroppo potrebbero anche contagiare o loro inconsapevolmente contagiare le persone che hanno vicino. Da sabato inizieranno invece le vaccinazioni di chi si è prenotato a partire da lunedì. Si inizierà sempre a Trieste, al Molo Quarto, dove sono attesi 300 minori. L'attività proseguirà il 19 dicembre all'Ente Fiera di Udine, mentre il 20 dicembre sarà la volta di Pordenone nella nuova sede della Cittadella della Salute. La platea potenzialmente vaccinabile nelle fasce 5-11 anni in Friuli Venezia Giulia è formata da circa 68.000 bambini. Le prenotazioni si potranno effettuare con gli stessi metodi utilizzati fino ad oggi anche per le altre fasce d'età. Oggi sciopero generale, nuove misure che garantiscano più flessibilità nell'accesso al pensionamento in vista dell'addio a quota 100, che tutelino maggiormente i diritti previdenziali di giovani, donne, precari e lavoratori addetti a mansioni gravose, una riforma strutturale del fisco che tuteli i redditi bassi e medio-bassi di lavoratori e pensionati, investimenti sulla sanità pubblica, sulla scuola, un'attuazione del PNRR che punti sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del lavoro. Sono gli obiettivi di CGIL e UIL che oggi hanno indetto lo sciopero generale, concentrando le manifestazioni in 5 città italiane, tra le quali Milano. Ed è proprio nel capoluogo lombardo che almeno 500 persone partite dal Friuli Venezia Giulia hanno partecipato al corteo di protesta. La CISL si è tenuta fuori dalla manifestazione, ma il mondo del lavoro non è diviso, commenta il segretario della CGIL di Udine, Emiliano Giareghi. Giovani, pensionati, studenti, operai, tutti quelli che hanno vissuto sulla propria pelle il disagio durante la pandemia che ha acuito i problemi già esistenti, ha detto Giareghi, invocano da queste piazze un cambio di passo nell'azione del governo che tenga più conto di chi è in difficoltà, di chi si attende risposte concrete, rivendica equità sociale attraverso il fisco, perché l'emergenza non può giustificare tutto questo. Concetti ribaditi anche da Matteo Zorn, segretario regionale della UIL, che chiede equità sociale e un paese inclusivo per i giovani, i pensionati e i lavoratori. Un'adesione media superiore al 50% nella grande industria, con punte del 90% nelle realtà storicamente più sindacalizzate,
ma più bassa nelle aziende meno strutturate. Questo è il primo bilancio che emerge dai monitoraggi della CGIL sulla partecipazione allo sciopero di oggi. Un bilancio positivo, commenta il segretario generale della CGIL del Friuli Venezia Giulia, è in linea con le attese, a conferma che quelle poste da CGIL e UIL sono questioni strettamente connesse con la condizione reale dei lavoratori e dei pensionati. Forte propensione al precariato e lavoro sempre più frammentato nella durata dei rapporti. È la fotografia del nuovo mercato del lavoro che arriva dal terzo congresso della Felsa CISL del Friuli Venezia Giulia, la categoria dei lavoratori in somministrazione. Sono 17.000 in Friuli Venezia Giulia i lavoratori con contratti precari, un numero che sta crescendo soprattutto con la pandemia. La situazione è stata al centro dei lavori del congresso della Felsa CISL regionale, dal quale è emerso anche l'incremento dei contratti part-time. In sostanza, afferma il segretario regionale della Felsa CISL, Tommaso Bigliani, si parla di ripresa del lavoro dal punto di vista quantitativo, ma non da quello qualitativo. Assistiamo a un fenomeno di tante persone che, provenendo anche dal lavoro dipendente, aprono una partita IVA inventandosi in questo modo un reimpiego, magari avendo perso la loro occupazione. Anche su queste persone il tema della formazione è cruciale. La CISL è quindi alle prese con la trattativa nazionale per la legge di bilancio e oggi ha scelto di non aderire allo sciopero indetto da CGIL e UIL, puntando su una propria manifestazione organizzata per sabato prossimo a Roma. Riteniamo che oggi non ci siano le condizioni per indire uno sciopero generale, ma anzi sia necessario continuare il confronto e proprio per questo noi non aderiamo a questo sciopero di CGIL e UIL, che rischia anche di dividere il mondo del lavoro. Dobbiamo sostenere questa ripresa per far sì che la temporaneità diventi invece strutturata nei rapporti di lavoro. La cronaca, camion esce di strada poco dopo il nodo autostradale di Palmanova e il carico di arance si rovescia sulla carreggiata. Disagi questa mattina per il traffico proveniente da Trieste e Venezia diretto verso l'autostrada A23 per un incidente che si è verificato alle 6:20. Un autoarticolato proveniente da Venezia, dopo aver svoltato in direzione Udine, è uscito di strada poco dopo il nodo di Palmanova con conseguente perdita della merce trasportata. Il personale di Autovie Venete è entrato in azione per rimuovere il carico dalla strada, mentre i mezzi di soccorso meccanico si sono occupati dell'auto articolato. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. È stato trovato sano e salvo questa mattina il 75enne scomparso ieri pomeriggio a Latisana. L'uomo è stato individuato a pochi passi dal centro abitato di San Michele al Tagliamento. Era in stato confusionale. Le ricerche erano state attivate dopo la richiesta d'aiuto lanciata dalla moglie, che non aveva visto tornare il marito uscito per la sua quotidiana passeggiata lungo l'argine del Tagliamento. Il 75enne è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Non dava notizie di sé da 2 giorni. Dopo l'allarme lanciato dai parenti, un uomo di 66 anni di Porpetto è stato trovato in casa senza vita, colto da un improvviso malore. La chiamata al 112 da parte dei congiunti è arrivata alle 22 di ieri. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, ai quali è toccata la triste scoperta. 1 mese di arresto, pena sospesa è la condanna inflitta all'ex vice sindaco di Udine Italo Tavoschi per una cena con musica organizzata in un ristorante di Castions di Strada, privo di licenza e agibilità per spettacoli e intrattenimenti. È un conto salato quello pagato dall'ex vice sindaco di Udine Italo Tavoschi e dal 42enne Patrick Percic per una cena con musica organizzata nel ristorante Napoleone a Castions di Strada nel settembre del 2017. I due infatti sono stati condannati dal giudice del Tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba a 1 mese di arresto ciascuno, pena sospesa, e una multa di 150 euro. Tavoschi, legale rappresentante della società che gestiva il locale, e Percic, organizzatore della cena, erano accusati di aver tenuto l'evento con balli, danze e DJ session senza le necessarie licenze e agibilità dei locali per spettacoli e intrattenimenti. A constatare la situazione erano state le forze dell'ordine in base a un esposto di terzi.
Il loro difensore, l'avvocato Antonio Rigo, ha annunciato ricorso. In quell'evento, spiega, l'attività di mescita di cibo e bevanda era economicamente prevalente sulla musica, ovvero si trattava di una cena con allietamento musicale. L'evento non aveva, conclude, le caratteristiche dell'intrattenimento. Una donna di 53 anni, di professione vigile urbano, è stata condannata dal giudice di pace di Udine, Carla Milocco, a una multa di 2.000 euro per minacce nei confronti di 2 minorenni. Stando alle imputazioni, in più occasioni nel 2016 la donna aveva minacciato 2 minori che abitavano nel suo stesso condominio, utilizzando anche termini quali sfigato e famiglia di delinquenti, mafiosi, vandali. Tra l'imputata e la madre dei minori, assistiti dall'avvocato Roberta Mete, c'erano stati screzi nei mesi precedenti, poi culminati in una denuncia da parte del vigile urbano. La donna è stata condannata a versare ai giovani una provvisionale di risarcimento di 4.000 euro. È stato inaugurato oggi a Udine il primo bosco urbano della regione. È stato realizzato nel quartiere Aurora, abitato da almeno 6.000 persone. È il primo bosco urbano della regione, sia per quantità di essenze arboree piantate che per le dimensioni dell'area, circa 2.000 piante di alto fusto su 3.000 metri quadri. È stato realizzato nel quartiere Aurora, dove vivono 6.000 persone. In questo modo pensiamo di dare un contributo all'ambiente, perché questi alberi assorbiranno l'anidride carbonica, la CO2, e restituiranno ossigeno, e quindi la qualità ambientale migliorerà decisamente in quest'area della città. In più realizzeremo un altro bosco urbano a sud della città di Udine, in particolare in via Lumignaco, al posto dell'ex caserma Piave. Anche lì altro bosco, grazie ai contributi che riceviamo. In questo caso qui è stato realizzato da Arbolia, ha trovato 2 sponsor che hanno messo i soldi per piantare e gestire per 2 anni questo bosco. Il mix arboreo è stato deciso da un agronomo forestale che segue delle prescrizioni, quali la scelta proprio delle piante perché siano autoctone, quindi tipiche di questo territorio. Arbolia quindi acquista, realizza l'impianto forestale, poi lo manutiene nei primi 2 anni di vita, che sono poi gli anni più critici, garantendo il pieno attecchimento del bosco. Mai più camion, camper o furgoni incastrati nel sottopasso ferroviario di Piazzale d'Annunzio a Udine. Questa mattina è stato definitivamente posizionato il portale che impedisce l'accesso ai mezzi che superano i 2,5 metri di altezza diretti in Viale Palmanova. Innumerevoli gli incidenti che si sono verificati nel tempo in questo sottopassaggio, dove sono rimasti incastrati diversi mezzi con i conseguenti disagi al traffico. Spesso i conducenti, distratti o tratti in inganno dal navigatore, non prestavano attenzione al limite previsto per il transito, andando inevitabilmente a sbattere. Per risolvere il problema ed evitare disavventure soprattutto ai turisti e agli autotrasportatori provenienti da fuori città, l'amministrazione comunale è corsa ai ripari adottando una soluzione pratica ed economica. Si tratta di un'opera importante che migliora la circolazione e previene criticità che per anni si sono ripresentate sistematicamente, aveva detto il vice sindaco Loris Michelini lo scorso novembre, annunciando l'imminente installazione del portale. Ancora una notizia di cronaca, non si ferma all'alta della polizia stradale e quando gli agenti riescono a fermarlo scoprono che la patente di guida gli è stata revocata. È finita con una denuncia per resistenza pubblico ufficiale la corsa in autostrada 28 di un 50enne imprenditore di Brugnera. L'uomo era alla guida di un furgone, è stato notato da una pattuglia della polizia stradale zigzagare e guidare il mezzo mentre era al telefonino senza indossare le cinture di sicurezza. Prima dello svincolo di Sacilest, gli agenti gli hanno chiesto di esibire patente e libretto di circolazione, ma il cinquantenne ha alzato il finestrino quando un poliziotto ha cercato con la mano di entrare nel furgone. È scattato un nuovo inseguimento che si è concluso a Brugnera. Il progetto Cittadinanza Digitale a Scuola, curato dall'associazione MEC, ha pubblicato un'indagine sul digitale e sull'uso di Internet nelle famiglie friulane, prendendo in esame abitudini e difficoltà legate alla gestione delle nuove tecnologie da parte dei genitori.
Abbiamo la conferma che alcune informazioni basilari, come l'età minima per usare WhatsApp o TikTok, non sono conosciute da buona parte dei genitori, ha commentato il coordinatore dell'associazione MEC, Giacomo Trevisan. La maggior parte dei giovani friulani riceve uno smartphone già prima della prima media, con l'81%, che a quell'età ha già a disposizione un dispositivo personale per collegarsi a internet. L'associazione MEC per gennaio ha organizzato un corso di formazione per famiglie con figli alle secondarie di primo grado per avere supporto e informazioni sulla sfida educativa legata all'accompagnamento dei figli all'uso di internet e dei dispositivi digitali. Sarà un Natale di solidarietà a Gorizia grazie all'impegno di associazioni e privati cittadini. I bambini possono donare i propri vecchi giocattoli o regalarne di nuovi ai più bisognosi. Nel weekend sarà aperto l'emporio dedicato nella centrale via Rastello. E gara di solidarietà a Gorizia in vista del Natale. Sono diverse le iniziative per aiutare i bambini in vista delle feste, grazie alla partecipazione di tante persone che hanno donato i propri vecchi giocattoli. Nel weekend i più piccoli potranno ricevere gratuitamente un regalo, scegliendolo nell'ex Emporio Larisse, aperto dall'associazione Via Rastello e Isontina Ambiente. Gli stessi bambini hanno deciso cosa donare ai propri coetanei, portando i vecchi giochi agli organizzatori, come spiega Chiara Canzoneri, presidente del sodalizio. Il significato è il donare, sicuramente, con un'attenzione particolare anche al riuso. Avremo una lotteria, metteremo in palio il drone che abbiamo appunto ricevuto. In città è possibile partecipare anche al regalo sospeso, idea nata dall'associazione Volendo Continuare, che permette alle famiglie più bisognose di festeggiare Natale con più serenità, grazie alle donazioni nei locali aderenti. La proposta, partita già l'anno scorso, è riuscita ad aiutare circa 700 bambini lo scorso Natale, un successo di adesioni che ha sorpreso gli stessi organizzatori insieme a Comune e Confcommercio. Siamo rimasti veramente contenti, anche perché c'era fila fuori in quel periodo per chi voleva appunto donare. È stata una bella rete che ha fatto sì che i negozi lavorassero, tutti i negozi abbiano lavorato, sia giocattoli, librerie, abbigliamento. E a Torre di Pordenone oggi si è svolta una giornata di raccolta fondi in favore dei giovani del quartiere e delle Caritas parrocchiali. Vediamo. La moka da 200 tazzine, il caffè solidale e la solita attenzione per il territorio. Per la quinta volta l'associazione Torre propone a Pordenone il progetto Torrefazione, in piazza in contemporanea al mercato Agrizero, con aroma di solidarietà. Quest'anno la raccolta fondi, come l'anno scorso, è dedicata alle attività giovanili e soprattutto alle 2 Caritas delle parrocchie per il sostegno scolastico. Abbiamo una buona confezione di caffè da 250 grammi, in confezione natalizia, quest'anno anche con una molettina con il nostro logo fatto artigianalmente a mano, per cui insomma sono cose semplici. Con l'occasione è stato ripristinato anche un defibrillatore recentemente rubato, a chiusura di un anno complicato ma denso di attività. L'associazione Torre riesce sempre a portare a termine dei progetti che ha programmato, nonostante comunque le difficoltà. Abbiamo avuto una annata, diciamo così, con i nostri giovani abbastanza buona, poi i nostri progetti che riguardano un po' i murales di un progetto Anima alle Vie, insomma il bilancio è positivo. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con Sport FVG, si parlerà tra l'altro anche di Salernitana che rischia di giocare proprio a Udine la sua ultima partita in Serie A. E dopo l'informazione sportiva l'appuntamento consueto con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.